A nome del Comitato Promotore di Bergamo, di Lombardi verso Nord, vi porgo il benvenuto a questa prima manifestazione unitaria delle assemblee regionali di verso Nord del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e del Piemonte. Perché Bergamo? Bergamo si è rivelato negli ultimi 20 anni terreno molto fertile per l'idea federalista alla quale si ispira e che caratterizza anche il nostro movimento, e quindi la scelta di far partire da qui, far uscire allo scoperto questo movimento con una manifestazione unitaria non è ovviamente casuale. E naturalmente a nome del Comitato Promotore di Bergamo desidero ringraziare tutti gli amici delle assemblee regionali per la fiducia che hanno voluto riservare al nostro comitato per l'organizzazione di questa manifestazione. Naturalmente chiediamo scusa per il ritardo che si è verificato, purtroppo non possiamo gestire le autostrade e quindi cominciamo ora. Il titolo di questo incontro è Le ragioni del Nord per cambiare l'Italia. Forse sarebbe stato più opportuno dire per ricostruire l'Italia, un paese che si ritrova dopo 20 anni di governo probabilmente al punto di partenza. Il nostro territorio, come è successo anche nei secoli passati, si trova a essere teatro di una guerra non convenzionale, una guerra finanziaria che purtroppo sta lasciando sul terreno macerie che sono le macerie del nostro sistema industriale ed economico, e sono anche macerie di povertà, di impoverimento della nostra gente. Purtroppo tutto questo, come in tutte le guerre, ha provocato anche dei morti. La CGIA di Mestre di Giuseppe Bortolussi ci ha detto che nei soli primi mesi di quest'anno ci sono stati 23 imprenditori che si sono tolti la vita perché non riescono a far fronte ai loro impegni. E questa è una situazione ovviamente tragica. Ci sono però anche delle imprese che resistono, rappresentate qui a questo convegno da Luca Peotta, e speriamo che queste imprese riescano a far risalire la china a questo nostro paese. Contemporaneamente a questa guerra finanziaria, negli ultimi 20 anni si è anche combattuta una battaglia politica che almeno non ha provocato dei morti, ma che ha praticamente quasi ucciso la nostra democrazia. E a questo punto ha lasciato anche questa battaglia sul terreno delle macerie, le macerie di un sistema politico corrotto, inefficiente, al quale bisogna mettere mano e che va radicalmente sostituito. A questo punto nasce Verso Nord, si inserisce in questo scenario desolante, direi, per offrire a tutti gli italiani un progetto concreto che valga a risolvere quella questione settentrionale che è sempre irrisolta e comunque al centro dei problemi del nostro paese, e che noi ci proponiamo con un progetto concreto di offrire ai cittadini italiani di voler risolvere. Come faremo? Lo potrete naturalmente capire ascoltando gli interventi interessanti che sono previsti in questo incontro, il primo dei quali sarà tenuto da Alessio Vianello, portavoce di Verso Nord del Veneto, che invito a salire sul palco e ad illustrarvi forse anche le ragioni per le quali ha cominciato a nascere Verso Nord in Veneto. Grazie per l'attenzione.